Però aver avuto una televisione che abbia fatto dirette, informazione civica e ci abbia permesso anche di comunicare. L'impresa di Rete Veneta durante l'alluvione del 2010 e di Antenna 3 durante l'ondata devastante di maltempo che ha colpito la nostra regione lo scorso ottobre sono diventate oggetto di tesi di laurea all'Università di Padova. Lo studente, ora neodottore, è un volto noto della nostra emittente, il vice direttore Ferdinando Avarino, fresco laureato in Scienze della Comunicazione. Per i poteri che mi sono stati conferiti la proclamo dottore in Scienze della Comunicazione. Ferdinando Avarino ha raccontato l'esperienza vissuta in prima persona delle lunghe dirette messe in campo dal gruppo Media Nord-Est durante quei giorni di emergenza che hanno afflitto il Veneto. La storia di questo territorio, la storia del Veneto, di quello che ha vissuto nel 2010, nel 2014 per esempio Padova col ciclone Egea e tutto il Veneto di nuovo nel 2018. Ed è un lavoro che io dedico a tutto lo staff, a tutto il gruppo Media Nord-Est che ha lavorato con noi, perché il merito di quello che abbiamo fatto è sicuramente di colleghi molto più bravi di me. Per Ferdinando Avarino la laurea era un traguardo che voleva assolutamente raggiungere, che ha dedicato alla famiglia. Scritto nella tesi, lo dedico alla mia famiglia perché ogni successo è merito loro.